Benvenuti ad una nuova puntata del nostro ciclo dedicato al Polo Museale della Grande Guerra di Vittorio Veneto. Insieme a me, come sempre, l'architetto Maria Cristina Scalet, direttrice del Museo della Battaglia, per introdurci all'argomento di questa puntata. Parleremo di un personaggio, architetto Scalet, un personaggio molto particolare, legato naturalmente alla Prima Guerra Mondiale e a Vittorio Veneto. Certamente. Stiamo parlando di un personaggio che è stato una medaglia d'oro al valor militare, si chiama Giacomo Camillo De Carlo, e nel corso della sua vita, proprio partendo dalle vicende della Grande Guerra, ha intrapreso una carriera di agente segreto. Quindi parleremo dell'aspetto dello spionaggio durante la Grande Guerra e di questo particolare uomo, veramente un po' uomo da romanzo. E ce ne parlerà la volontaria del servizio civile, la dottoressa Francesca D'Aros. Andiamo a conoscere allora uno dei protagonisti della Grande Guerra sul fronte vittoriese, ma non solo naturalmente, e non solo della Grande Guerra, perché la sua storia poi si evolve anche negli anni successivi. L'abbiamo definito uno 007 ante litteram, Camillo De Carlo. Allora, Francesca D'Aros, insomma, chi era questo personaggio molto particolare? Sì, questo è un personaggio particolare e molto importante per questa tematica della Grande Guerra. Giacomo Camillo De Carlo nasce a Venezia nel 1892 e entrò molto presto in ambito militare. Infatti nel 1915 ottenne il brevetto come pilota ufficiale alla Scuola di Aviatori di Roma e l'anno successivo ottenne invece il brevetto come ufficiale aviatore del cielo. Questo brevetto gli permise di portare il suo contributo nella Grande Guerra come appunto fotografo ufficiale. Il suo compito era quello di scattare fotografie dai velivoli sul territorio nemico, in territorio friulano, quindi sul Carso. Proprio questa missione sul Carso portò a Camillo 2 medaglie d'argento al valor militare e una di bronzo. E poi c'è anche un'altra missione particolare che fruttò un'altra onoreficenza di alto valore a Camillo De Carlo, missione che toccò anche il suo territorio natale, possiamo dire. Esatto, la missione che valse a Camillo De Carlo la medaglia d'oro venne svolta proprio a Vittorio Veneto e occupò un breve periodo di tempo perché la missione iniziò nel maggio del 1918 e terminò i primi 10 giorni di agosto dello stesso anno. La missione fu da subito abbastanza movimentata in quanto anche Camillo De Carlo, così come Tandura, doveva atterrare in territorio nemico attraverso un velivolo, ma già dai primi istanti ha riscontrato delle difficoltà in quanto la missione prevedeva l'atterraggio presso Fontana Fredda, ma al momento dell'atterraggio il velivolo di De Carlo è stato scoperto e quindi è stato illuminato da un
faro nemico e il pilota è stato costretto a riprendere quota per scappare dai nemici. Decidono di atterrare nell'aeroporto austriaco proprio, quindi nemico, presso Aviano, perché hanno un po' di fortuna in quanto in quel momento stavano decollando 2 velivoli e l'aereo di De Carlo ne approfitta per atterrare proprio perché nascosti dal rumore dagli aerei nemici, quindi riescono ad atterrare. Riescono perché? Perché De Carlo in questa missione viene coadiuvato da un'altra persona, amica di De Carlo, e che conosceva molto bene il territorio, e questa persona è Bottecchia, un amico appunto stretto di Camillo. Riescono ad atterrare e il giorno dopo una lunga camminata, arrivano a Fregona, che è nelle colline vittoriesi, e qui iniziano a tessere i primi rapporti di fiducia che dovevano permettere una buona riuscita della missione. Una missione che appunto è quindi soprattutto di spionaggio, per passare informazioni, come si dice, da oltre le linee nemiche all'esercito, ai comandi italiani, e quindi De Carlo utilizza anche delle tecniche particolari. Sì, certamente, diciamo che l'obiettivo di De Carlo era quello di ricavare più informazioni possibili sia sulla disposizione delle truppe nemiche, ma anche sulla quantità, perché è da sottolineare che non basta sfondare le linee nemiche, ma bisogna anche capire chi c'è nelle retrovie, perché se io sfondo una linea nemica ma dietro trovo un'altra muraglia, l'operazione non può definirsi vittoriosa. Quindi l'operazione di De Carlo era proprio capire come erano gestite le forze nemiche sul territorio, e questo riesce a farlo veramente bene anche grazie ad altre persone che hanno collaborato insieme a De Carlo per questa missione di spionaggio. Tra tutti vorrei sottolineare Brunoro, che è stato un segretario comunale che ha passato a De Carlo l'intero piano di battaglia nemico, e questo ha permesso la buona uscita della battaglia del solstizio dell'esercito italiano. Appunto si dovevano trasmettere questi messaggi in totale segretezza, e le modalità andavano dai piccioni viaggiatori, che era il metodo più segreto e anche più sicuro, o in alternativa si potevano utilizzare anche delle lenzuola stese, sapendo che c'erano degli aerei italiani che avrebbero fatto delle ricognizioni in quei giorni precisi, quindi erano dei messaggi proprio precisi. C'era un particolare codice, no? Appunto a seconda di come venivano esposte questi teli, questi lenzuoli, il ricognitore capiva le informazioni. Queste informazioni, questo codice criptato veniva stabilito prima della missione, proprio per permettere di capirsi con poche informazioni e con pochi accorgimenti, ecco. Riguardo a queste tecniche di spionaggio, o meglio di comunicazione poi delle informazioni alle truppe italiane, all'esercito italiano, che era naturalmente oltre il Piave, lo ricordiamo come diceva anche Francesca da Ros, è il periodo dopo la disfatta di Caporetto, quindi De Carlo e i suoi collaboratori operavano in un territorio occupato dalle truppe austro-ungariche. Dicevo, proprio come esempio di queste tecniche di spionaggio davvero innovative per l'epoca, il museo conserva anche uno strumento molto particolare, molto curioso. Esattamente, il Museo della Battaglia ha un pezzo del tutto originale che è un galleggiante in sughero. Questo strumento serviva per trasmettere i messaggi tramite il fiume Piave, in quanto i messaggi venivano inseriti all'interno di questo galleggiante che aveva una forma tonda,
e erano più di uno ovviamente, questi galleggianti venivano buttati sul fiume Piave e la corrente li avrebbe semplicemente portati al di là delle linee nemiche, quindi non serviva il trasporto della persona, ma seguivano la corrente, quindi buttando più galleggianti si aveva una speranza maggiore che alcune informazioni arrivassero presso l'esercito italiano. Quindi questa è una chicca del nostro museo veramente, veramente nobile. E poi naturalmente c'era chi li attendeva dall'altra parte, li raccoglieva, insomma, sperando che qualche nemico non li intercettasse. E non li ha intercettati, perché poi effettivamente la missione di De Carlo è andata a buon fine e le informazioni sono state molto utili. Grazie allora a Francesca Daros per averci presentato, raccontato un po' la storia di questo eroe vittoriese, medaglia d'oro al valor militare, davvero, come abbiamo detto, un James Bond che ha precorso i tempi, un pioniere dello spionaggio, dalla vita davvero avventurosa. Grazie. Grazie a voi. L'appuntamento è con la prossima puntata del nostro ciclo dedicato al Polo Museale della Grande Guerra di Vittorio Veneto.